Rivolis insieme a Mirko Vitali che ci racconta questo impianto. Questo è un impianto che c'è alle nostre spalle su una coltivazione di soia. Questo è un impianto reale che diciamo irriga l'intero campo e ecco, quindi un pochino più di una dimostrazione proprio per poter rendere realistico quello che abbiamo mostrato stamattina a chi ci è venuto a trovare e adesso a chi invece è collegato in streaming. Ecco, raccontaci un attimo le caratteristiche di questo impianto e le scelte progettuali che avete fatto. Ok, allora nel campo qui alle mie spalle abbiamo circa 10.000 metri di ala gocciolante e questo anche perché abbiamo posizionato l'ala gocciolante leggera ogni due file, quindi a file alterne. Ecco, nello specifico la scelta è stata fatta con ala gocciolante leggera T-tape, quindi 22 mm di diametro, 8 mm di spessore della parete, spaziatura dei gocciolatori a 30 cm e portata di 1 litro ora a 0,55 bar. Il T-tape è un'ala gocciolante leggera, appunto, che noi produciamo circa dal 1960, quindi tanti anni, e queste sono le caratteristiche intrinseche del prodotto, ossia il T-tape è unico nel suo genere per la tipologia di produzione, proprio di manifattura. Infatti il labirinto, vedete queste linee nere, viene sviluppato nel momento di saldatura del foglio di polietilene originario. Okay? Quindi viene piegato e nel punto di saldatura viene creato tutte le componenti del gocciolatore. In questo tratto vediamo il punto di ingresso dell'acqua, quindi l'acqua dal tubo entra all'interno del gocciolatore, effettua questo percorso, okay? E qui il filtro di ingresso è multiplo, quindi diciamo così abbiamo più resistenza a eventuali elementi otturanti grossolani di poter essere bloccati, okay? E quindi non andare a ostruire il passaggio dell'acqua all'interno del gocciolatore. Dopodiché abbiamo il tratto a turbolenza, infatti l'acqua... Ecco, il tratto a turbolenza ha una funzione di tenere, diciamo, in sospensione eventuali particelle colloidali ancora presenti. Perfetto. Questa è la prima funzione, appunto, quella di resistere all'otturazione. Okay? La seconda funzione è quella di togliere energia all'acqua in modo che nelle caratteristiche, diciamo così, peculiari del prodotto riusciamo a effettuare percorrenze importanti senza, diciamo così, perdere troppa uniformità. Il punto finale del gocciolatore è poi a fenditura e questo permette di poter essere interrato. Ecco, quando dici interrato intendiamo ad esempio interrato come in questo caso qui, cioè un interramento di un paio di centimetri, giusto per, appunto per evitare che il vento possa muoverlo quando è scarico dall'acqua e soprattutto quando la cultura è piccola, questo può accadere e accade spesso, e anche come dicevamo nel caso di impiego su mais per evitare i danni da parte della piramide. Il terzo vantaggio è per agevolare la meccanizzazione, perché in questo modo noi prima raccogliamo il prodotto e poi andiamo a recuperare l'ala gocciolante leggera, quindi non va, diciamo così, a intralciare le operazioni di raccolta, specialmente nel pomodoro d'industria in primis, ma però anche altre colture che comunque viene raccolta piuttosto vicino a terra, come nel caso anche può essere quello della soia. Però in realtà poi molti lo stendono anche in questo modo, cioè completamente sopra terra e adesso qui vediamo che c'è un'irrigazione fatta da molte ore, no? Sì. C'è un po' un eccesso di acqua, ma per la manifestazione richiedeva questo. Dicevo con la manichetta completamente fuori terra, questo perché in alcune situazioni diciamo anche più semplice la stesura e la gestione del vario percorso. Ecco, adesso volevo chiederti un prodotto di punta della Rivolis, che è il Defend, di cui hai parlato molto, non l'hai applicato qui, o sì? Ed è un Defend questo? È sempre di T-tape, ma è in versione Defend, ossia quindi abbiamo la tecnologia Defend. Visibilmente si riconosce perché il T-tape storicamente ha la riga bianca, come questi campioni, no? Ha la riga bianca
superficiale che denota il lato del gocciolatore. Altra particolarità, piccolo accorgimento, serve anche per riconoscere facilmente il punto che deve rimanere verso l'alto, okay? Sempre perché il gocciolatore va in alto e non girato in basso. Okay? E questo perché? Questo perché sempre sedimenti, no, eventualmente che si trovano nell'acqua, si vanno ad accumulare nel fondo. Se noi nel fondo abbiamo il gocciolatore, pian pianino può andarsi ad otturare. Okay. Nel campo abbiamo applicato appunto invece il Defend, come vedete ha una linea rossa anziché bianca, e il Defend è quella tecnologia di Rivulis che ci permette di avere la massima difesa dagli insetti. Infatti è un'ala gocciolante leggera, quindi parliamo di 8000, che però ha la stessa resistenza agli insetti come un 12000 da prove effettuate. In altre parole, la tecnologia va ad inglobare una molecola insetticida in piccole quantità. Un piretroide? Piretroide, esattamente, che fa sì che l'ala sia in grado di difendersi, cioè non viene attaccata dagli insetti. Dalle prove abbiamo visto dei risultati molto soddisfacenti, parliamo di oltre il 99% di efficacia, quindi non abbiamo trovato di fatto fuori, e quindi il prodotto sta avendo un enorme successo sul mercato. Molto bene, e diciamo che tiene lontano soprattutto gli insetti terricoli, quindi i lateridi, grillo talpa, ma anche poi la Piraustra nobilalis, giusto? La piralide, anche nei campi di mais, diverse osservazioni hanno fatto presente che non ci sono stati attacchi e quindi insomma ecco, un'ampia gamma di insetti che normalmente nella gocciolante stagionale vanno a compromettere l'efficacia dell'irrigazione a goccia. Ancora due battute su quelle che invece sono diciamo i materiali, o meglio le dotazioni di supporto, no? Tu prima mi hai consegnato questo lie flat, una parte, ecco, che con già predisposti gli attacchi, ma è un particolare questo lie flat. Esatto, e diciamo che è una tecnologia che viene sfruttata, diciamo così, è composta interamente da polietilene. Quindi mentre invece il Ecco, lie flat tradizionale questo ad blu esempio blu è invece è in PVC. in PVC. E Ok. la differenza è che il PVC di fatto adesso non viene riciclato, vero? Bravissimo. Invece il Quindi quello polietilene. diventa un rifiuto speciale, mentre invece il polietilene può essere riciclato come le ali gocciolanti leggere. Inoltre le altre caratteristiche, gli altri vantaggi sono che è molto più leggero, quindi mentre per una bobina di lie flat blu da 4 pollici servono 2 persone, qui un bambino riesce a sollevarlo. Posso arrivarla e quindi installarlo. E Sì. poi abbiamo i raccordi già premontati, ok? E quindi ci permette di agevolare anche le operazioni di finitura dell'impianto di irrigazione. In questo caso è singolo, altrimenti possiamo avere il doppio raccordo quando abbiamo un'alimentazione a centrocampo. Molto bene.